Salve a tutti, oggi vi voglio parlare di carlismo e letteratura, nonché di teatro veneto, perché vi vado a presentare l'ultimo volume pubblicato all'interno della collana di studi carlisti dell'editore Solfanelli di Chieti. Don Pedro di Elisonda, episodio della guerra dei Carlisti, un dramma storico del 1900 e l'autore è Giovanni Martini. Io mi sono occupato dei saggi che accompagnano questo volume, della revisione del testo, delle note, di ricostruire la biografia dell'autore, e questo era un testo di insigne rarità. Nel circuito bibliotecario italiano è presente un solo esemplare della prima stampa, su cui io ho lavorato per produrre questa nuova edizione che vado ad illustrarvi. Martini è nato a Marostica, un paese del Vicentino che molti già conosceranno per le ciliegie, per la celeberrima partita a scacchi. È nato nel 1876, quindi l'anno in cui si è conclusa la terza guerra carlista, ed è scomparso prematuramente nel 1905. Sempre stato di salute cagionevole, ha avuto evidentemente un problema fisico che lo ha accompagnato per tutta la sua vita, e è scomparso di tisi, ma pare che abbia sofferto di disturbi per tutto l'arco della sua esistenza. Una vita quindi non facile dal punto di vista della salute. La sua famiglia era originaria di Marostica, si è spostata a Vicenza dove lui ha trascorso la maggior parte degli anni della sua vita. Pareva destinato a prendere i voti, poi ha sentito che quella non era la sua strada, e del resto se non ha sentito la chiamata è meglio così, e ha pensato di iscriversi alla facoltà di lettere dell'Università di Padova. Non è riuscito a laurearsi perché è venuto a mancare prima, però insomma anche il suo corso di studi possiamo dire che non è stato propriamente così regolare. Era destinato a sposarsi, ma anche questo desiderio non è riuscito a concretizzarlo perché non ha avuto il tempo materialmente per farlo. Giovanni Martini è stato un poeta, drammaturgo, scrittore di una novella, ha collaborato con dei giornali cattolici vicentini. Lui è sempre stato uno scrittore dalle cui opere emerge una riflessione profonda sulla spiritualità. Ha conosciuto anche delle importanti firme del suo tempo come Fogazzaro, e è stato amico di Sebastiano Rumor, un grande studioso vicentino che ha permesso a noi oggi di avere almeno una raccolta praticamente completa delle opere di Giovanni Martini, su cui ho potuto studiare e lavorare a Vicenza. Questa secondo me è l'opera più bella e più importante di Giovanni Martini. Don Pedro di Elisonda è un dramma storico, un testo teatrale che lui ha portato in scena e poi per suggerimento o desiderio degli amici ha voluto pubblicare. È un racconto che è ambientato ai tempi della prima guerra carlista. Io ho già dedicato un video al carlismo in cui ho descritto grosso modo, in maniera scarna, le sue vicende, quindi oggi diciamo che si può entrare più nello specifico. La prima guerra carlista va dal 1833 al 1840 e vede contrapporsi i carlisti, i sostenitori di Don Carlos, e i sostenitori della Niña, quindi di Isabella e della reggente di Spagna, che era sua madre, che era Maria Cristina. Nella descrizione trovate il video che ho dedicato al percorso storico del carlismo. Ho parlato, per farmi capire da chi non conosce l'argomento, di re carlisti, ma ora che entriamo nell'argomento con cognizione di causa, possiamo parlare di uno scontro tra il legittimo re di Spagna Don Carlos e gli usurpatori. Ed è questo il tema centrale, ovviamente, del dramma di Giovanni Martini. I protagonisti della vicenda sono i d'Elisonda. Sono una famiglia di carlisti. Don Pedro è il capofamiglia, è un uomo anziano e ha un giovane figlio. Vive però ai margini anche all'interno di questa guerra civile. Perché?
perché è stato sospettato di tradimento. È stata diffusa la notizia che secondo alcuni lui avrebbe tradito i carlisti che stavano resistendo a Pamplona all'inizio delle prime insorgenze nel nord della Spagna, in cui questo testo è ambientato. Quindi Don Pedro viene allontanato, sulla sua testa pende una condanna a morte e contemporaneamente è anche ricercato dai cristini. Quindi nello scontro tra le due forze in campo lui si trova fuori in una dimensione di esilio, di lontananza da ogni possibile aiuto, però Don Pedro ha le prove della sua innocenza, perché la persona che ha sporto queste accuse contro di lui prima di morire ha lasciato una confessione scritta in cui ammette che in realtà il colpevole del tradimento dei carlisti è lui, non Don Pedro, a cui aveva attribuito una responsabilità che non era sua. E quindi Don Pedro da un lato deve far provare quelle che sono le sue ragioni, deve mostrare a tutti che è innocente, però è rimasto anche sempre fedele a Don Carlos e ha raccolto una importante quantità di diamanti che deve consegnare ai carlisti per finanziare la causa, per finanziare la guerra. In che momento siamo della guerra carlista? Abbiamo parlato di una guerra che dura dal 1833 al 1840, qui siamo all'inizio proprio della guerra carlista, nella sua primissima fase. I primi mesi delle insorgenze sono molto duri per i tradizionalisti, per i carlisti, perché dal punto di vista militare non sono organizzati. Abbiamo parlato di uno scontro che è fallito, non è l'unico, ci sono stati molti capi carlisti che nella prima parte del conflitto sono caduti vittime del nemico. La situazione cambia nel dicembre del 1833, quando Don Carlos affida la guida delle operazioni militari a una guida militare eccellente, a un militare molto esperto che è Tomás de Zumalacárregui. Stiamo parlando di una figura mitica per i carlisti che ha segnato la storia, l'immaginario del movimento carlista. È un uomo che era addestrato alle nuove tecniche di guerra e che è pronto a guidare i carlisti vittoriosamente sul campo di battaglia. Ecco, però l'avventura di Don Pedro per provare la sua innocenza e per consegnare i finanziamenti ai carlisti è molto travagliata. C'è un antagonista terribile che è Vicente Genaro de Quesada, che è un ufficiale cristino. Ecco, Quesada qui è rappresentato come un uomo senza scrupoli, un uomo malvagio che tortura Don Pedro, che vuole distruggerlo, che vuole vederlo completamente annientato. Addirittura nel testo è molto interessante un passaggio in cui Quesada spiega di essere mosso esclusivamente da un desiderio economico. Allora, Quesada è un personaggio che è esistito effettivamente nella realtà, qui viene trasformato ovviamente in una figura letteraria, distante da quello che è il personaggio, però è molto interessante che Martini abbia fatto dire proprio a Quesada delle parole diciamo compromettenti, cioè c'è Quesada che riconosce che la verità sta dalla parte di Don Carlos, però lui per interesse economico combatte contro il re legittimo, perché vuole arricchirsi, perché vuole diventare potente, perché è tracotante. C'è un titanismo di Quesada che lo porta a sfidare addirittura Dio, qui è rappresentato come un ateo, un uomo che non ha nessun tipo di moralità, e porrà i Delisonda in una situazione veramente drammatica. Però c'è un aiutante, perché la famiglia ha un servitore, Numida, che è un cristiano africano, che è veramente la mano di Dio che si muove in questa storia, è il Deus ex machina, li aiuta costantemente, è la loro forza, e è molto interessante che Giovanni Martini abbia presentato il caso di un carlista africano.
Nella prima guerra carlista ci sono stati carlisti francesi, ci sono stati carlisti tedeschi, nelle guerre carliste ci sono stati italiani che si sono arruolati con i carlisti in difesa della legittimità. L'ho già spiegato che nel precedente video come i cattolici vedessero nel carlismo una speranza per una restaurazione autentica della legittimità in tutta Europa e in tutto il mondo. Per cui non c'è da stupirsi se c'è stata una internazionale legittimista con cristiani da ogni parte del mondo che si sono arruolati per difendere il diritto di Don Carlos, re legittimo. È un aspetto molto interessante e qui il fatto della concezione internazionale, della visione internazionale della politica dei carlisti si incrocia anche con un messaggio contro la schiavitù che Martini mette in bocca a Numida, il quale afferma che sono finiti i tempi in cui il nero era trattato come carne da macello, il tempo in cui il nero era schiavo, è il tempo della libertà. E Numida sente una grande vicinanza per il bianco d'Europa, un grande affetto per la famiglia, per i Delisonda e per Don Pedro, e vuole unirsi a questa guerra e si unisce a questa guerra per far vincere Don Carlos, per cercare di portare il re legittimo di Spagna alla vittoria. Quindi è una grande avventura in cui Martini fa scontrare proprio le forze del bene e quelle del male. È molto interessante questo testo perché viene pubblicato nel 1900, dopo essere stato portato in scena a Vicenza, e la prima guerra carlista, insomma, si era conclusa da 60 anni. Tuttavia il discendente, l'erede legittimo di Carlo V era Carlo VII e in quegli stessi anni abitava a Venezia, a Palazzo Loredan, per cui la situazione si fa veramente interessante. Uno dice, ma è stato portato in scena un dramma storico a Vicenza dedicato al carlismo, in cui il carlismo è presentato in maniera positiva, che è anche qualcosa di abbastanza controverso per l'Italia di quegli anni, perché parliamo di un'Italia che è uscita dal Risorgimento, ecco. Il carlismo è stato ovviamente avversato dai fautori dell'Unità d'Italia. Abbiamo importanti ufficiali che hanno combattuto nel Risorgimento, che si erano arruolati anche in Spagna per combattere contro i carlisti. Per esempio possiamo parlare di Cialdini che ha combattuto reprimendo il brigantaggio in Italia meridionale, era reduce dalla guerra in Spagna. Per cui, insomma, elogiare apertamente il carlismo è qualcosa di controverso in quegli anni, soprattutto in una città che è a poca distanza da Palazzo Loredan, cioè dal quartier generale del carlismo in cui Don Carlos vive. Per cui dietro questo testo, che è pregevole dal punto di vista, secondo me, artistico per un autore così giovane, è già un testo piuttosto maturo, caspita, c'è anche una questione di intrighi internazionali. Ci sono anche dei riferimenti diretti alla realtà carlista di quell'anno del Novecento. Ci sono dei riferimenti che in realtà vanno anche oltre alla prima guerra carlista. Per esempio c'è la ripetizione del termine martiri. Voi siete dei martiri, dice Don Carlos ai Delisonda. E qui c'è un riferimento chiaro, penso che si possa cogliere quasi senza ombra di dubbio, alla festa dei martiri della tradizione, che è stata proclamata da Carlo VII nell'anniversario della morte di Carlo V, per ricordare tutti coloro che hanno dato la loro vita, che sono caduti vittime dei nemici della legittimità, che hanno combattuto per difendere la santa tradizione. Ecco, questo è sicuramente un aspetto che si può cogliere, che ho cercato di far emergere.
Questo testo di Martini secondo me ha una piacevolezza dal punto di vista artistico che va anche al di là del messaggio politico. Non stiamo parlando di un esempio di pseudoletteratura che in realtà è un manifesto politico camuffato, non è un pamphlet spacciato per un'opera letteraria o teatrale, no, è un testo che ha la sua dignità artistica indipendentemente da questo. Comunque, a prescindere da questo, io personalmente ritengo che la ricerca dell'arte pura, cioè dell'arte per se stessa, sia solo un desiderio di perfezione formale, che non cerca di cogliere né di partecipare ai moti delle grandi forze politiche. Mi viene da citare Bertolt Brecht. Brecht è stato un drammaturgo socialista e ha detto che quando si compie un'azione, si compie un gesto politico, ogni cosa è un gesto politico. Io credo che su questo avesse ragione. Quando un'opera d'arte o un'azione ha la pretesa di non essere legata a una presa di posizione, allora va automaticamente ad aderire a quello che è l'ordine costituito, a quello che è l'ordine vigente. Io credo che su questo Brecht avesse indubbiamente ragione. Quindi stiamo parlando di un testo veramente avvincente, discendente anche dalla letteratura legittimista, e questo legame è provato anche dal fatto che Martini sicuramente ha avuto una fonte di ispirazione importante. Cioè il romanzo del gesuita Luigi Previti, I diamanti della principessa di Beira. Abbiamo già parlato di questi diamanti che bisognava consegnare a Don Carlos. Questo è un tema appunto che ritorna anche in questo romanzo di Luigi Previti, che era uscito nel 1874. In realtà era una traduzione, un rifacimento di un romanzo di un militare francese, Ducasse, però l'opera di Luigi Previti sicuramente ha il pregio di portare all'attenzione del lettore italiano della sua epoca, del 1874, le vicende storiche del carlismo. Anche il romanzo di Previti, che è stato pubblicato in una nuova edizione nella collana di studi carlisti a cura di Gianandrea De Antonellis, anche il romanzo di Previti è legato agli episodi della prima guerra carlista e c'è questo tema dei diamanti da consegnare a Don Carlos. Però anche lo stesso Previti fa dei riferimenti alla terza guerra carlista che era in corso nel momento in cui lui dava appunto vita a questa sua riscrittura del romanzo del francese Ducasse. Quindi ecco che anche i piani dell'analisi si moltiplicano, è veramente un'opera molto curiosa, molto interessante e che io consiglio veramente di leggere. Vale la pena veramente di dare una possibilità a questo testo perché è molto piacevole. Io spero che possa suscitare l'interesse e l'attenzione del lettore italiano, magari il desiderio di portare in scena questo testo. Richiede delle scenografie impegnative, ma il risultato potrebbe essere veramente molto avvincente. E poi penso che sarebbe anche interessante se l'opera venisse tradotta in spagnolo. Vedremo. Io intanto sono molto contento che si sia riuscita a concretizzare una nuova edizione, oltretutto accompagnata da questa meravigliosa copertina con un dipinto di Melchor Ferrer Dalmau, uno degli artisti della Spagna contemporanea veramente più brillanti, un realismo fotografico meraviglioso, dei quadri di battaglia, di guerra, veramente meritevoli. Io consiglio a tutti di fare una ricerca in rete per visionare le opere di questo pittore perché sono splendide. Ecco, io ho parlato anche dei saggi che ho aggiunto a questo testo per facilitarne la comprensione, perché al di là del testo in sé ci sono anche tanti aspetti da mettere in luce. Allora, abbiamo detto che Giovanni Martini era uno scrittore cattolico.
È nato nel 1876, è sempre rimasto legato all'ambiente cattolico. A Vicenza lui ha collaborato con dei giornali cattolici intransigenti e in quel periodo nel Vicentino c'era uno scontro forte tra i cattolici e i liberali, tra i cattolici e i socialisti, ma anche all'interno dei cattolici iniziavano a esserci degli scontri forti tra i cristiano-democratici, l'incarnazione della prima democrazia cristiana, quella di Romolo Murri, e i cattolici intransigenti che invece non volevano scendere assolutamente a patti con la rivoluzione. Ecco, Martini vive tutto questo, non abbiamo notizie importanti in realtà su questi aspetti della sua vita, ma sicuramente questo è andato a influenzare la sua formazione. Parlando di Marostica, nel 1900 citiamo una realtà, andiamo a toccare una realtà che è completamente diversa da quella di oggi. Secondo una ricerca nel 1901 a Marostica il numero di coloro che non si confessavano nemmeno una volta all'anno era pari al 3,3% della popolazione totale. Il Veneto era la sacrestia d'Italia, era una regione che veniva definita bianca, veniva definita la Vandea d'Italia, e Padova è stata una capitale dell'intransigentismo cattolico con scrittori di primo piano in quello che era il contesto italiano. E sicuramente Martini, leggendo l'opera di un gesuita, I diamanti della principessa di Beira di Previti, si trovava immerso in questa temperie culturale. Quindi ho cercato di spiegare anche la genesi dell'intransigentismo cattolico, del cosiddetto cattolicesimo intransigente nel Veneto, partendo dalla sconfitta della rivoluzione del 48, che ha segnato proprio l'allontanamento dei cattolici da ogni progetto neoguelfo, sino agli anni successivi all'Unità d'Italia, perché i cattolici intransigenti veneti hanno partecipato per esempio alla difesa di Roma. Ci sono stati dei cattolici intransigenti che si sono arruolati con gli zuavi pontifici per difendere Roma. Poi dopo l'unità, dopo la proclamazione di Roma come capitale del regno, hanno pubblicato dei giornali difendendo la legittimità dei principi spodestati, difendendo il potere temporale del Papa. E ho cercato di fornire anche delle notizie proprio relative all'appoggio che i cattolici veneti hanno dato ai carlisti durante la terza guerra carlista e dopo. Ho parlato del carlismo, del tradizionalismo spagnolo come una speranza per i cattolici intransigenti di tutta Europa. È stato così anche in Veneto. Per cui non è un caso che Martini sia ricollegato a questa tradizione. Credo che ci siano troppe congetture, ho voluto indagare anche questi legami e il risultato dei miei studi lo si può trovare appunto nei saggi che ho pubblicato all'interno di questo volume. Ho cercato di ricostruire anche la storia del carlismo veneziano, cioè della presenza dei carlisti a Venezia, un argomento a cui mi dedicherò sicuramente nei prossimi anni. Però questo testo è anche una storia dell'evoluzione del Veneto anche dal punto di vista culturale, di come dal Risorgimento agli anni dell'Italia unita ci siano state delle spaccature, delle divisioni dal punto di vista culturale, di come la realtà veneta si sia evoluta. Ho parlato della iniziale convivenza dei cattolici intransigenti con i cristiano-democratici, che poi è sfociata nella fine dell'opera dei congressi, e poi la definitiva affermazione della democrazia cristiana che si avrà in realtà più avanti, è innegabilmente un frutto anche di questo processo, non lo possiamo negare, insomma.
E poi il Veneto che passa da una regione incredibilmente povera, dopo il 1866 il Veneto è una tra le zone in cui la miseria è più forte in Italia, terra di gente che parte per andare all'estero a lavorare, in zone più ricche a lavorare, fino a un Veneto che 100 anni dopo diventerà una delle zone veramente più ricche dell'Italia. Ecco, io credo che per capire il Veneto di oggi sia importante riflettere anche su questi temi, sia fondamentali. Quindi io l'ho anche detto nel testo e spero che qualcuno possa cogliere questo aspetto. Leggere questi saggi sulla storia dei cattolici veneti nell'Ottocento fino agli inizi del Novecento può aiutare anche a capire il Veneto d'oggi. Ecco, sicuramente a distanza di 100 anni dall'annessione del Veneto all'Italia il cambiamento è stato radicale. Negli anni 60 mi viene in mente il porto di Marghera è diventato un polo industriale di rilievo europeo. Nel 1960 è uscito un romanzo, La noia di Moravia, che mi sento di citare perché esprime una sensibilità completamente differente da quella che si poteva percepire anche semplicemente 60 anni prima. In un dialogo Moravia parla proprio della perdita di ogni religiosità in uno dei suoi personaggi, dice non è che io non credessi perché non ci pensassi alla religione, tra parentesi, e pensandoci mi accorgessi che non ci credevo. Non ci credevo perché non ci pensavo mai e anche adesso non ci penso mai. Penso a qualsiasi cosa ma non alla religione. Ora, se uno non pensa mai a una cosa, vuol dire che per lui questa cosa non esiste. Per me la religione non è che mi piaccia o non mi piaccia, non esiste. Ecco, dal 1901, l'anno in cui a Marostica la stragrande maggioranza della popolazione si confessava ogni anno, fino al 1960, con la pubblicazione della Noia di Moravia, il cambiamento è stato radicale. In 59 anni la sensibilità non solo dei veneti ma di tutti gli italiani è cambiata e credo che per interrogarsi sul presente possa essere interessante anche lo studio del passato, insomma, anche per capire proprio l'identità profonda dei veneti, di questa regione, di come è cambiata. Io mi sono sentito veramente arricchito da questo lavoro che ho portato avanti durante il periodo più duro dell'epidemia in Italia, l'epidemia che ancora prosegue. Fortunatamente ho avuto la possibilità di fare i miei studi in biblioteca, nonostante la situazione che c'era, sono riuscito a concludere tutte le ricerche che volevo compiere. Sono entrato in contatto con la famiglia Martini, che saluto di cuore, che mi ha aperto il suo archivio privato e mi ha permesso di attingere ai documenti in loro possesso, di vedere delle immagini di Giovanni che ho pubblicato qui e in un articolo che ho pubblicato sulla rivista Storia Veneta, che vi allegherò il link per leggerlo qui nella descrizione. Io vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione come sempre, spero di poter presentare il prima possibile Don Pedro di Elisonda nelle librerie del Veneto che vorranno ospitarmi e veramente sono stato molto contento di lavorare su questo tema. Spero che Don Pedro possa affascinarvi, possa piacervi, perché veramente è un'opera meritevole che arricchisce la storia del teatro veneto. Grazie di cuore e arrivederci a tutti.